Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 17 aprile. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autopompa lagunare a recuperare il relitto fantasma sullo specchio d'acqua di fronte al ponte dei Cavanis, il relitto di un barchino di un circa 3 metri che costituiva un grosso problema alla navigazione, ad effetto iceberg, con emersa solo la proa per circa mezzo metro scarso. I vigili del fuoco lo avevano accompagnato fino allo scivolo per barche a Borgo San Giovanni, di fronte al cimitero, non riuscendo a issarlo probabilmente a causa del livello dell'acqua troppo basso. Il barchino era stato comunque ancorato in sicurezza in attesa che ci fossero le condizioni adatte per poterlo mettere in sicurezza in modo definitivo. Purtroppo le condizioni meteo ieri sono cambiate in modo repentino, trasformando la calma laguna in un agitato specchio d'acqua con forti onde a frangersi sulle murate, onde che oltre alle murate hanno flagellato il barchino, togliendogli l'ormeggio e portandolo al centro del canale navigabile, costituendo un serio pericolo ancora maggiore per la navigazione. Abbiamo quindi avvisato immediatamente il 115, ma le condizioni meteo marine presenti ieri non hanno certamente permesso il recupero né del barchino né di una grossa briccola che ieri vagava sullo stesso specchio d'acqua, portata dalle onde, dal vento e dalla corrente. Certamente ieri il pericolo era più sulla carta che sul reale, visto che le condizioni proibitive per la navigazione non avrebbero invogliato nessuno a girare in barca, ma non appena le acque si calmano il pericolo diventa reale. Abbiamo avvisato con una diretta di fare attenzione, lo ribadiamo adesso, del barchino si vede solo una piccola parte della prua, si rischia di non vederla e di colpire la barca in pieno. I vigili del fuoco interverranno appena possibile per il recupero del relitto. Supponiamo che, viste le pessime condizioni meteo, di briccole sparse in acqua ce ne sia più di qualcuna, per cui vi raccomandiamo la massima attenzione. Se ne avvistate, avvisate i vigili del fuoco per il recupero. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Ma avrei voglia di dire alcune cose, però mi limito alla notizia. Ok. Allora, la notizia, che è datata 15 aprile 2024, è che la società cooperativa L'Onda, di cui presidente è Giovanni Di Giovanni, che è anche dentro il consiglio di amministrazione dell'IPAB in quota di Fratelli d'Italia, e quindi sicuramente un iscritto di Fratelli d'Italia, e quindi è una cooperativa che in qualche modo ha un'appartenenza politica anche a Fratelli d'Italia, anche se non è che è targata a Fratelli d'Italia. C'è un presidente che è di Fratelli d'Italia e probabilmente ci sono altri che magari sono simpatizzanti, elettori, eccetera, eccetera. Comunque, preso questo, il sindaco ha mandato un documento: preso atto della vostra domanda di partecipazione alla 85esima edizione della Sagra del Pesce, di cui è la nota protocollata 4241 del 22 gennaio 2024, spiace doversi dare riscontro negativo, accertato da apposita visitatura camerale che la vostra azienda risulta inattiva dal 17 luglio 2023. Firmato il sindaco. Allora, ben ci guardiamo, mi guardo dall'entrare nel merito, diciamo, sulla storia, appunto, se è attiva o non attiva, ma è vero che sul mio profilo c'è scritto ultimo di pirla, ma da esperienza personale da amministratore e da così, uno che, ripeto sempre, sono uno che legge i giornali e abbiamo visto altre situazioni a Chioggia eccetera, non funziona in questo modo. Cioè non è il sindaco che decide tu vai via, questo viene,
c'è una procedura che sappia io gli si viene contestata alla società, magari non in zona Cesarini perché questi qua hanno già credo fatto investimenti importanti per le cucine e tutto il resto eccetera eccetera. Tu fai la contestazione, l'amministrazione, non il sindaco, il funzionario abilitato che segue questa cosa fa la contestazione, l'associazione, l'ente, la ditta prende la contestazione, ha un certo periodo di tempo per fare le controdeduzioni. Alle controdeduzioni l'amministrazione dice sì, no e casomai ha efficacia. E tra l'altro, che sappia io, sempre da ultimo di pirla, ci deve essere anche nel momento in cui con questo iter viene rifiutato e se ci sono i titoli, perché io non lo so se ci sono i titoli, il sindaco evidentemente ha la capacità anche di bypassare i funzionari, sarà così, staremo a vedere, ma poi ci deve essere il tempo che come è previsto per legge, che uno può ricorrere in pratica. Quindi questa qua, onestamente, io devo dire la verità, sono molto stupito, ma francamente, parliamoci chiaro, questa è evidente che è una vendetta del sindaco nei confronti dei Fratelli d'Italia. Questa è la cosa. Allora, per carità, abbiamo visto di tutti i colori, abbiamo visto la Maria Rosa che il giorno prima era con i cartelli, il giorno dopo diventa assessore. Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, ma avremo modo di ritornarci. Io direi, questa sera, col maltempo, il momento di registrazione è appunto martedì sera, sono passato con la macchina, ho fatto delle riprese nel prossimo servizio mettiamo le riprese del problema della Bora, quello che c'è stato. Ho tirato su delle signore alle fermate della Corriere disperate perché non c'era la Corriera. Io credo che il sindaco, e sono mesi e mesi che si parla di questo problema che è da affrontare e prendere per il copino quelli di ACTV, e il sindaco però ha il tempo di fare queste cose bypassando i funzionari. Complimenti Mauro, sei proprio un bravo sindaco. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Paese di mare e di laguna, Chioggia è ricca di barche, ormeggiate in tutti i canali e in tutti gli specchi d'acqua, oltre che nelle darsene. Le barche ormeggiate lungo i canali non sono tutte un bello spettacolo da vedere, di ruderi ne abbiamo a volontà e di relitti pure. Barche che da anni non vedono il proprietario, ma che sembra siano in regola con i pagamenti delle concessioni per il posto acqua, tanto che non sembra ci sia alcuna richiesta di sgombero. Le barche in condizioni pietose deturpano soprattutto Canalvena, il canale su cui si affaccia la riva, che negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo tra i turisti, oltre che tra i chioggiotti, protagonista di una vera e propria rinascita. Su questa riva e sulle altre di Chioggia i barchini mezzi affondati non sono pochi. Tralasciando la Stefano e la barca a vela sul canale Lombardo, sono tante quelle che da tempo galleggiano per miracolo e che rischiano di colare a picco. Altre che a picco sono invece già colate. Certamente non fanno un bel servizio alla città, ma denunciano uno stato di degrado che per alcune si protrae da tempo e che costituiscono anche un pericolo per la navigazione, oltre che quelle, come la Stefano, sono causa di inquinamento ambientale di cui il conto lo paga la laguna. Si dovrebbe provvedere a far togliere di mezzo dai legittimi proprietari almeno i battelli colati a picco, per quelli obbrobriosi a vedersi, se in regola con i pagamenti delle concessioni non c'è invece nulla da fare. Capita che qualche barchino imbarchi acqua col maltempo, come è accaduto ieri, o che il maltempo o l'usura ne faccia perdere l'ormeggio e che si trovino a diventare un pericolo per la navigazione di altri natanti. Si spera che qualcuno in questi casi dia avviso ai proprietari che provvedano in un modo o nell'altro, ma che si provveda a togliere almeno i relitti per il bene della città e del turismo, oltre che dei residenti. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora,
Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Nonostante gli avvisi sui cambiamenti che il meteo avrebbe potuto subire a partire dal pomeriggio, molti sono stati gli interventi messi in opera dai vigili del fuoco in tutto il Veneto, ma anche a Chioggia, dove le squadre sono state impegnate in molteplici occasioni. Il forte vento che si è abbattuto ha spezzato rami, alberi, fatto volare cestini, sedie in plastica e tutto ciò che non era ben ancorato. Per precauzione i vigili del fuoco hanno controllato se le impalcature poste sulle facciate degli edifici più esposti fossero a rischio o in sicurezza. A Borgo San Giovanni un grosso albero si è spezzato, rovinando addosso a 2 auto al di là della staccionata della proprietà. Per fortuna non ci sono feriti, nessuno si è fatto male, ma le macchine sono uscite contuse, graffiate e ammaccate su tutta la carrozzeria. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per liberare le auto e mettere l'area in sicurezza. Gli alberi, quando sono vecchi, malati e fragili, costituiscono un serio pericolo, non solo per le auto, ma anche e soprattutto per le persone. Ci sono alcuni alberi nel nostro territorio che rischiano di fare la stessa fine, attenzionati, che potrebbero essere abbattuti per le raffiche di un forte vento, come ieri. L'amministrazione sta facendo il possibile per non dover ricorrere al taglio, ma in alcuni casi si renderà necessario per non rischiare la salute pubblica. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. Allora, scusate un po' la battuta untuata, c'è un antico proverbio cinese maschilista che dice: quando torni a casa picchia tua moglie anche se non sai perché, lei lo sa. È un proverbio stupidissimo, maschilista, ma proprio. E quindi ho mutuato questo qui: quando scrivi qualcosa, randella i Novax, anche se non sai perché tanto loro lo sanno. E vi spiego, purtroppo. Vi spiego anche perché sono così, tra virgolette, aggressivo verso... Allora, quando nel 2020 c'è stata la pandemia e c'è stato quello che c'è stato, personalmente ero in contatto con tantissime persone a casa, alcune delle quali purtroppo sono morte, cioè praticamente un giorno ci parlavo e la mattina dopo erano morte, e poi c'è stato tutto il trascorso di quelli che si sono presi il Covid e ne sono usciti, ma così hanno avuto un sacco di conseguenze, come per fortuna sono stati tanti che il Covid è stata una semplice influenza, e poi ci sono stati quelli che sono morti a 2 mesi, 3 mesi di quando poi è arrivato il vaccino. Il vaccino funziona, è chiaro che su milioni di vaccinazioni a qualcuno avrà fatto male sicuramente, come qualsiasi medicina. E tutte le scempiaggini che dicono sti Novax sono assolutamente delle idiozie totali che non hanno nessun riscontro con la realtà. E quindi vedere, soprattutto quando ci sono le situazioni in cui pubblichiamo notizie di qualcuno che è mancato per infarto o per motivazione che non sappiamo, cominciare a vedere i soliti non voglio descriverli perché ho anche amici che sono Novax, allora ci prendiamo un po' in giro eccetera, ma portare avanti questa teoria che è un delirio totale, è una cosa assurda. Tra l'altro, per quanto riguarda queste morti, quando c'è qualcuno di, tra virgolette, giovane che muore, ma come mai tutte queste morti eccetera, hanno fatto, l'ho detto e lo ripeto, hanno fatto proprio una ricerca ufficiale, prendendo le statistiche, l'ha fatto la dottoressa Cristina Basso con un pool di scienziati di Padova. Abbiamo ripreso l'articolo, se trovo lo screen ve lo metto nel video, in cui hanno analizzato gli ultimi 5 anni e le morti addirittura sono diminuite. Ovviamente adesso noi abbiamo più sensibilità perché l'opinione pubblica, che è falsata da questi miliardi di messaggi che viaggiano per WhatsApp, per Facebook, e tutte queste fesserie che qualcuno ovviamente ha paura e ovviamente
ha paura di vaccinarsi, tira fuori delle fesserie, che i vaccini fanno venire l'autismo, che dentro non si sa. Mi raccontava un amico che c'era una signora che fuma 2 pacchetti di sigarette al giorno e dice non sappiamo cosa mettono dentro questi vaccini, e si fuma 2 pacchetti di sigarette al giorno, cioè siamo proprio alla follia completa. Quindi non ve ne avete male, noi siamo contro i Novax, perché grazie a loro e grazie anche al governo che sta cosa gli ha lasciato mano libera e non interviene facendo una corretta informazione, purtroppo ci sono persone che si sono ammalate e hanno avuto problemi. La pandemia adesso per fortuna si è veramente ridotta tantissimo, ma non è detto che fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni non capita un'altra volta, e noi dobbiamo essere preparati e anche mentalmente attrezzati, per cui essere sempre attenti. Quindi è per questo motivo che ogni tanto su certi contenuti attacchiamo questi, perché francamente, dico la verità, mi dà veramente fastidio pensare a tante persone che si sarebbero potute salvare, e tra l'altro anche non tanto tempo fa, persone che non si sono volute vaccinare e sono morte di Covid. E sono morte di Covid grazie alle idiozie che tanti hanno pubblicato. Concludo che tutta questa gente che scrive di queste cretinate non legge un giornale, cioè la loro fonte di informazione sono i messaggi su WhatsApp e i messaggi su Facebook. Giornali non ne prendono, non ne comprano, non ne leggono. Quindi come fanno a parlare di queste cose è una cosa francamente che lascia veramente molto a desiderare. Quindi mi dispiace per gli amici Novax, non avrete spazio nelle nostre pubblicazioni. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 17 aprile, è la farmacia al mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.